Non sappiamo più come difenderci di fronte a questi malviventi. Per il negozio di vendita e noleggio biciclette l'incubo di essere derubati continua. Così ci rispose a metà marzo Marco Dalzilio, titolare della Cicli Dalzilio di Castagnole di Paese lungo la Feltrina. Ed ora, a 2 mesi di distanza, i malviventi sono tornati. Nella notte tra martedì e mercoledì dei ladri acrobati, dopo essere saliti sul tetto dello stabile, si sono calati all'interno, riuscendo così a trafugare 17 biciclette di vario tipo e marca. Il bottino del furto ammonta a circa 16.000 euro. Nel marzo scorso invece la banda era riuscita in pochi minuti a rubare 22 biciclette di grande pregio per un bottino che sfiorava i 50.000 euro. Quest'ultimo raid è il quinto colpo in un anno. Siamo bersagliati, ci ha detto Marco Dalzilio, titolare della ditta, raggiunto al telefono. Da qui ce ne vogliamo andare, così non si può più lavorare. Professionisti in grado di rivendere le 2 ruote in qualche paese all'estero, malviventi che stranamente sanno quando colpire. Per riuscire a compiere un furto in tempi così rapidi erano almeno in 5 o 6. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di paese.